Gli agenti del nucleo investigativo di Polizia Ambientale e Forestale di Nuoro e gli uomini della stazione forestale di Siniscola hanno scoperto e messo sotto sequestro una discarica abusiva di una cinquantina di metri quadrati in località Senesacchita, a poca distanza da una delle più belle spiagge della Sardegna, caratterizzata dalle dune. Era contigua ad un'autocarrozzeria abusiva gestita da un uomo originario di Posada, che è stato denunciato all'autorità giudiziaria per i reati di esercizio di discarica abusiva, gestione illecita di rifiuti speciali, pericolosi e non, e abusivo esercizio di una professione. I ranger hanno trovato all'interno della discarica rifiuti di ogni tipo, pezzi di ricambio per autoveicoli, scatole di cartone, imballaggi di plastica, contenitori vari di vernice e solventi. Il locale è stato posto sotto sequestro giudiziario, così come l'area adibita a discarica. L'intervento degli agenti forestali ha consentito di individuare la discarica, che altrimenti avrebbe continuato ad accogliere rifiuti di ogni tipo, fuori da ogni regola e controllo, a danno della salute pubblica. Sequestri, sigilli e denunce sono divenute una prassi quasi quotidiana, si legge nella nota, e il Corpo Forestale è particolarmente attivo nel contrasto di questo tipo di pratiche illecite e criminali.